Buonasera a tutti amici azzurri, ecco ma sempre Forza Napoli, anche proprio con un nodo a culo perché ci è sfuggito pure la Coppa Italia, a parte con un gol partito da un'azione in fuorigioco, vabbè, però io non mi appellerei nemmeno a questo, va. Anche se effettivamente ha confluito a dare l'accesso in finale alla Lazio, perché noi 0-0 passavamo noi. Beh, sinceramente sto troppo mortificato, troppo perché non ci abbiamo gioco, troppe palle perse, Gargano ha perso un uovo nei palle, anche Amsic. Poi vorrei capire una cosa, perché Benitez mi ha tolto a Gabbiadini per Caicon. Che ha fatto Caicon? In aggi si chiude, almeno quando stava Gabbiadini, tutto morto si vedeva. Ma mi se ne tolto il Caicon, non si ostina sempre. Sinceramente mi sta stancando pure a me. Mi sta stancando perché Gabbiadini, ma non ho idea perché Gabbiadini non può fare tutta la partita. Poi De Guzman, ma che giocatore è chi? Che munnezza, che merda è chi? Ma, ma che giocatore è chi? E nemmeno un matresuto ha fatto solo fallo e ha sbagliato solo passaggi. Addirittura sotto la porta. No, raga, voi lo sapete troppo bene, io e Rubentini Sicceroto e Vichingone, io schifo alla lettera, ogni lettera che forma Rubentus è una schifatore, però voglio, c'è da dire, la Juve è molto più squadra, sta 5 scaline la Coppa a noi, ma 5 a livelli di superiorità, ma sì come carattere, sì come grinta, sì come crederci. Noi sì abbiamo fatto un primo tempo, beh, un poco sonnolicchio. Abbiamo preso il palo, sì, diciamo che siamo stati pure sfortunati perché abbiamo preso il palo. Liacic, come cazzo si chiama, ha segnato e ha salvato pure la palla sulla linea, su quell'entrata grande di Insigne, che l'unico che è stato bene come sostituzione è stato Insigne, che poi è entrato Cagliacon e De Guzman, è come se ne avesse trasferito in giù, erano meglio quelli che ci stavano, a mio avviso, perché vi ripeto, è stato pure sfortunato, però troppi gol mancati, non sappiamo più segnare, niente, non sappiamo più segnare, ci abbiamo imparato, da Napoli ci abbiamo imparato prima a segnare gol, e poi e vince il partito, per vedere se riusciamo a vincere. Vi ripeto, anche se siamo stati sfortunati, con un'azione da gol che parte da un fuorigioco, perché ci sta, e andava fischiato, e poi addirittura è ridicolo perché sti telecronisti della Rai ci hanno rotto proprio tu cazzo, scusate lo termine, ci hanno rotto perché per giustificare che è un fuorigioco ci sta, e beh, quello comunque sono passati 40 secondi, un culo a chi va morto, non ce lo voglio perdere, ma c'è stevo fuori gioco, o non c'è stevo, un culo a chi va morto, ma pochi là, ma non, facite tuo stomaco, facite proprio tuo stomaco, questo è il problema, e dei cronisti da Rai, Sky, Premium, quando si gioca contro il Napoli facete proprio il tuo stomaco, e che schifo, mamma mia, che schifo. Come che schifo che non sappiamo vincere più. Addirittura qualcuno dice il Napoli è per le coppe. Sì, ha già visto. Che differenza ha già visto?
tra campionato e Coppa, niente. Mo' era la Coppa Italia, dovevamo passare, se noi eravamo di Coppa, dovevamo vincere questa partita. Arriviamo massacrati, giusto? Mica ci sta niente. Ho visto solo un po' di attenzione in più a difesa, ma gol non ne stiamo facendo più. Non sappiamo segnare. Perciò, ma quali Coppa? Mo' ci sta pure accorto. Ci sta accorto pure per l'Europa League. Ma, che faccio dice? C'è rimasto solo quello, c'è rimasto. Anche se io credo ancora nel terzo posto. Terzo, è pure sicuro. Ma se facciamo, giochiamo bene però, ma se io come così, secondo me ci sta accorto pure Rotorino, se giochiamo così, perché voglio, non si può giocare così. Higuain là, quasi solo lui alla porta, quella palla là, mi ricordo un gol di Cavani, palla a giro, come prese la palla, la girò, e Chiellini andò il gol dentro, e là quella palla andava girata, voglio, che la palla là io girò, e proprio è un momento proprio negativo per un Napoli. E io, il mio consiglio, e pigliare una bella piscina rossa con l'acqua e lourdes, la maronna, la porta là con l'elicottero e ciutta tutti i giocatori Napoli perché non è possibile. Stanno troppo occhi in cuore, e ci hanno fatto beneficio, hanno un bello monaco riccione, hanno un bello monaco riccione, con tutto il rispetto ai riccione, però ci hanno fatto, perché i riccione monaci, poi adesso ne portano poco fortuna, ci hanno fatto beneficio. E io sono troppo amareggiato, perché non sappiamo più vincere, troppo amareggiato, siamo usciti con una bella Lazio, onore e merito alla Lazio, ha vinto, onore ai vincitori. Purtroppo c'è da dire, è così, ma sempre solo forza Napoli, sempre comunque e dovunque, perché tutto il resto non ci sta niente da fare, nonostante tutto e nonostante il risultato è sempre la solita murezza, anche che sto troppo mortificato. Ciao, un bacio e di nuovo forza Napoli, ciao belli.